Domani a Kiev l'incontro tra Zelensky e Ursula von der Leyen, mentre la NATO annuncia l'accordo sull'aumento dell'assistenza militare all'Ucraina. In diretta ci riferisce il nostro corrispondente Donato Bendicenti. Siamo uniti anche sul nuovo pacchetto, ci abbiamo lavorato duramente e ora guardiamo i prossimi passi al petrolio. Da Stoccolma Ursula von der Leyen conferma che sulle sanzioni l'Europa ha cambiato passo, lo dice anche Joseph Borrell. Prima o poi il blocco alle importazioni di petrolio arriverà, speriamo più prima che poi. Ne parleremo lunedì prossimo a Lussemburgo con i ministri degli esteri europei. Un segnale forte arriva anche dal Parlamento europeo, ha approvato una risoluzione per un bando totale che include anche il gas. Il nuovo pacchetto di sanzioni al vaglio tecnico degli ambasciatori potrebbe essere già pubblicato domani. Intanto però la NATO dà un segnale altrettanto forte con un aumento urgente del sostegno militare all'Ucraina per opporsi alla invasione russa, durante la quale, ha detto il segretario di Stato americano Blinken, i russi continuano a commettere atrocità. Non si stanno ritirando ma riposizionando, aggiunge Stoltenberg. Prevediamo una grande battaglia nel Donbass, ma con le nuove armi l'esercito ucraino potrà rispondere e contrattaccare meglio. Sentiamo le parole del segretario generale della NATO. Ovviamente agli ucraini servono vari tipi di armi e gli alleati stanno fornendo loro vari tipi di armi e vediamo l'impatto di queste armi sul campo di battaglia ogni giorno, perché gli ucraini sono stati in grado di infliggere gravi perdite alle forze di invasione russe. Dovete aiutarci subito, e subito vuol dire nei prossimi giorni, ha detto il ministro degli esteri Kuleba intervenendo all'Assemblea della NATO, altrimenti sarà troppo tardi. In queste settimane abbiamo dimostrato di saper resistere, di saper vincere, difendiamo non soltanto la nostra patria ma anche la vostra sicurezza, ma abbiamo bisogno delle armi. Le sue parole, poi linea a voi. Le mie richieste sono solo tre: armi, armi e ancora armi. It's weapons, weapons and weapons. Siamo convinti che il miglior modo per aiutare l'Ucraina ora sia fornirle il necessario per contenere Putin e sconfiggere l'esercito russo in Ucraina, impedendo così che il conflitto si allarghi. L'Assemblea generale dell'ONU approva la richiesta americana di